cerchiamo un attimo di spiegare che cos'è questo arrocco, perché spesso qualcuno cerca delle informazioni, un conto è vederlo nel testo scritto, un conto è vederlo tramite video. Quindi oggi ti spiegherò in questo brevissimo video che cos'è l'arrocco, come funziona, quando si può fare, quando non si può fare e a che cosa serve. Allora, facciamo un po' di mosse a caso per arrivare al dunque, faccio veramente un po' di mosse a caso da parte di entrambi gli schieramenti. E facciamo un'altra mossa a caso, così. Ok, siamo arrivati in questa situazione, il bianco e il nero hanno mosso un po' di robe e a un certo punto succede che fra il re e una torre, quindi poteva essere anche quest'altra che sto evidenziando, ma fra il re e una torre a un certo punto c'è lo spazio libero. Ciò significa che non ci sono né propri pezzi né pezzi dell'avversario che controllano o intralciano la strada. Quando allora c'è questa strada libera è il momento di fare l'arrocco. Si può fare, non è obbligatorio, e si può fare, si può non fare. Come funziona? L'arrocco è l'unica, ascoltami bene, è l'unica mossa speciale a scacchi dove in un solo tempo puoi muovere due pezzi. Solitamente puoi muovere sempre un pezzo alla volta, qui ne puoi muovere due con un solo tempo. Ti faccio vedere, il re si muove di due caselle, altra eccezione, perché noi sappiamo che il re si muove solo di una casella, il re si muove di due caselle, lascio, tac, la torre scavalca. Quindi ricordati che per fare l'arrocco devo muovere il re di due caselle e contemporaneamente, nello stesso tempo, la torre scavalca. Adesso è il turno del mio avversario che può continuare a fare una mossa qualsiasi. Ok? Chiaramente, torniamo un attimino a casa, all'inizio. L'arrocco può essere fatto anche dall'altro lato, ossia fra questo re e questa torre. Come dicevamo, deve esserci la strada libera, però ci sono questi pezzi evidenziati in giallo che non lasciano la strada libera. Quindi una strategia potrebbe essere quella di iniziare a portare via, faccio un po' di mosse a caso, giusto per arrivare al momento che ci interessa a noi. Ok, tocca finalmente al bianco e finalmente c'è la strada libera fra il re e la torre. Ma adesso... qui se non mi sbaglio c'è più strada, qui ci sono 3 caselle mentre nel caso di prima erano solo 2 caselle e infatti questo prende il nome di arrocco lungo, quello che abbiamo visto prima si chiama arrocco corto e in questo caso il re come si muove? Non c'è problema, non c'è la possibilità di dimenticarti perché il re fa sempre la mossa speciale di 2, quindi il re normalmente si muove di 1, nell'arrocco che sia lungo che sia corto si muove sempre di 2, quindi dove andrà questo re? Tac tac, andrà a finire nella casella in C1 che sto evidenziando in rosso. Quindi il re si muove di 2 e la torre scavalca sempre a fianco dall'altro lato. Quindi che tu faccia arrocco corto o arrocco lungo, devi muovere il re di 2 e la torre dall'altro lato. Qual è l'utilità dell'arrocco? Allora, l'arrocco serve essenzialmente, torniamo un attimino alla posizione di prima, serve per mettere il re al sicuro perché il re al centro scacchiera e nella colonna E sicuramente il re al centro scacchiera può essere vulnerabile, mentre grazie all'arrocco il re si ritrova nella colonna G e sicuramente più al sicuro. Si ritrova 3 pedoni davanti, si ritrova una torre accanto e un cavallo che difende bene l'arrocco, quindi è in una botte di ferro. Tant'è che in inglese l'arrocco viene chiamato castling, castello, no? In più, altro ruolo dell'arrocco è anche un ruolo offensivo, perché torniamo un attimino indietro. Questa torre, se tu ci pensi, come fa ad andare in gioco? L'unica cosa che mi viene in mente, fare una roba di questo tipo, faccio una mossa a caso, e far uscire la torre tramite manovre che però lasciano un po' il tempo che trovano. Mentre grazie all'arrocco, torniamo indietro, grazie all'arrocco la torre è già pronta per uscire. Dove? Nel centro della scacchiera, ossia la parte più importante della scacchiera. Ecco, quindi l'arrocco sia funzione difensiva che allo stesso tempo offensiva. Quando non si può fare questo arrocco? Vediamo di creare un attimino la situazione. Adesso la creiamo subito. Guarda, facciamo così. Fammi fare un po' di mosse che non hanno alcun senso, Ok. Ora tocca al bianco che vorrebbe arroccare. Il bianco vorrebbe arroccare, quindi muovo il re di 2 caselle e a questo punto faccio l'arrocco. Se io provo a farlo, non me lo fa fare. Perché non me lo fa fare? Perché c'è un pezzo nemico che controlla
la casa di arrocco, cioè il re deve fare due piccoli movimenti. Nel fare uno dei due piccoli movimenti verrebbe attaccato da un pezzo nemico, quindi il re non può mettersi mai sotto attacco dei pezzi nemico, il re non può mettersi mai volontariamente sotto scacco, quindi questo è uno dei casi in cui l'arrocco non può essere fatto. Ok? Quindi tieni bene a mente questa cosa perché ti servirà, ti aiuterà tantissimo. La torre può passare tra i pezzi nemici, ma il re non può mai. Mi raccomando, questa è una regola che si fa un po' fatica a capire, ma si fa così, ok? Un'altra regola in cui non si può fare l'arrocco, torno un attimino indietro, è quando aspetta, facciamo fare una mossa a caso al nero, e quando uno dei pezzi protagonisti dell'arrocco, ossia o il re o la torre, sono stati già mossi. Per esempio, se io ora faccio una mossa come re F1, poi il mio avversario fa una mossa di questo tipo, io ritorno qui, per dire, ora se io provo a fare l'arrocco non è possibile perché ho già mosso il re. Quindi diciamo che il re e la torre devono essere immacolati, non devono essere mai stati toccati se vuoi fare l'arrocco. Questo è molto molto importante, per questo conviene farlo subito alle prime mosse, perché c'è poca probabilità che tu abbia mosso il re o soprattutto la torre. Bene, spero che questa lezione sulla Rocco ti sia piaciuta. Se vuoi approfondimenti su tutte le altre mosse speciali, sulle regole di scacchi, ma soprattutto delle strategie avanzate, io ti consiglio di venire a trovare all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco il corso Scacchi ABC, che sarà sicuramente un corso che farà a caso tuo, che ti farà imparare alcune strategie base che ti aiuteranno a battere i tuoi amici.